Questo è fondamentale per me. Questo mio progetto dei refettori, che noi abbiamo ribattezzato con Food for Soul, sarà probabilmente quello per cui sarò ricordato in futuro, perché siamo stati gli ispiratori di tutto quello che era la lotta allo spreco, che è diventato la seconda causa di cambiamento climatico, ma è anche il fatto che c'è sovrapproduzione, quindi stress del pianeta per l'uso dell'acqua, dell'energia, del capitale umano, per poi dopo produrre cibo che viene bruciato. E uno dice: ma com'è possibile nel 2025 tutto questo? È possibile per diversi motivi. La cosa fondamentale è per me tornare alla mentalità delle nonne, quando nel dopoguerra sentivo questi racconti nel quale non si poteva sprecare niente. Anche nell'ultimo menù dell'Osteria Francescana, Miseria e Nobiltà, abbiamo vinto ogni premio che c'era da vincere con questo menù. Noi abbiamo raccontato proprio questo, abbiamo raccontato mia nonna e trasformato le storie di mia nonna del dopoguerra, portate nel 2025 e elevate a un 3 stelle Michelin, ma in realtà è miseria e nobiltà. Questa è la realtà. E anche la candidatura della cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO si è basata tutto, lo scritto si è basato tutto su quello che è la cucina italiana. La cucina italiana non è una cucina sola, ma è un insieme di migliaia di campanili sotto i quali vengono create delle ricette culturalmente diverse. È un rito collettivo, è l'amore di cucinare per gli amici, per la famiglia, per le persone, per i nostri ospiti, di sedersi attorno a un tavolo e condividere un pranzo, ma è anche la lotta allo spreco alimentare e quindi questo senso di responsabilità, oltre alla biodiversità che è proprio del nostro paese. Ecco, e poi voi di bello avete Prego. lo storytelling. Prego? da modenese, Lo storytelling ce l'hai solo se hai qualcosa da dire, non se non hai qualcosa da dire. Non è che io ho lo storytelling perché sono bravo a raccontare, ma se sono bravo a raccontare cose che non esistono, cioè io sarei un buffone. Invece se io racconto storie che sono realtà, perché per esempio i miei refettori, come dicevi, i miei refettori nutrono migliaia di persone ogni anno. E quindi Quanti sono adesso? sono 13. Soltanto in Italia o c'è anche... No, sono 13 in tutto il mondo, da Sydney a San Francisco, New York, Parigi, Londra, Ginevra e tutti i 5 italiani, più c'è il Sud America. Ecco, dicevo, da modenese, qual è il suo rapporto con la cucina veneta? Da modenese, col Veneto siamo cugini. Ma io da modenese sono più legato a uno scontro amichevole con Bologna che con la cucina veneta. In realtà io non sono proprio modenese al 100%, perché mio padre era di origine mantovana e quindi tante ricette del mantovano sono molto simili alle ricette del Veneto, quindi c'è molta affinità.